è un progetto di sviluppo territoriale, non è un progetto impiantistico, ma è un progetto di sviluppo territoriale sul quale oggi credo abbiamo messo una pietra importante, una fondamenta fondamentale per poter poi risollevare i nostri territori. 20 anni di attesa, gli ultimi 10 caratterizzati da uno stop all'apparenza senza via di fuga fino al via libera nel gennaio del 2023, quando la soprintendenza con il suo parere positivo diede il via libera al collegamento sciistico tra il Comelico e l'Alta Pusteria grazie a un progetto denominato Stacco che prevede una serie di azioni integrate per lo sviluppo turistico, culturale e socio-economico dell'intero comprensorio. Sul piatto quasi 50 milioni di euro, 30 coperti dal Fondo Comuni di Confine, 4 dalla Regione Veneto e circa 15 da una procedura di partenariato con i privati. Questo assegno da 30 milioni di euro non è un collegamento sciistico, è un progetto di valorizzazione del territorio, è un progetto di valorizzazione del territorio per l'aspetto ambientale, per l'aspetto paesaggistico, per l'aspetto delle zone umide, è anche un progetto di valorizzazione del territorio per tutta la parte storica. La firma della convenzione tra il Comune di Comelico Superiore e il Fondo dei Comuni di Confine questo pomeriggio a Palazzo Piloni. Ci siamo incontrati più volte in quel di Venezia con le mie strutture tecniche e ne è venuto fuori un progetto che amplia l'orizzonte e oggi siamo arrivati alla firma di questa convenzione che consentirà di proseguire nell'iter di questa progettualità che è di sviluppo turistico del nostro territorio. Possiamo dire che questo è un progetto fortemente voluto da tutto il territorio e che il territorio ha sempre visto come imprescindibile. Noi abbiamo il dovere di lavorare su quelle che sono le direttrici più consone al nostro territorio e di portare a casa quei risultati che adesso la gente attende come la manna dal cielo. La chiamata al lavoro di squadra è per tutti ad ogni livello. Tempo 6-8 mesi per il permesso a costruire tracciati che entro il 2028 consentiranno il collegamento di un anello da oltre 984 km di piste. Il progetto Stacco prevede, oltre agli impianti di risalita da Valgrande verso Campo di Padola e verso Colesei sopra Passo Montecroce, opere di restauro e messa in sicurezza del vallo alpino dello sbarramento Alto Padola di Impasso Montecroce e poi un balcone panoramico e la valorizzazione delle aree umide di divulgazione del patrimonio UNESCO. Se la gestione del carosello sciistico andrà alla Dreizinnen di Franz Senfter, da sempre vicino al Comelico, pur nella indeterminatezza del futuro, lo diranno le gare. Lo decideranno le gare, noi la nostra parte l'abbiamo fatta, adesso ci sarà un bando e chi è interessato parteciperà.